Fase 2 significa anche far ripartire le opere pubbliche rimaste bloccate in queste settimane di lockdown. Ruspe ed operai sono tornati in Golena San Massimo a Padova, dove sono ripartiti i lavori per la realizzazione del grande progetto del Parco delle Mura. L'assessore Micalizzi ha mostrato in anteprima alcune parti del cantiere che sta mettendo in sicurezza uno degli storici ingressi fluviali della città di Padova. Qui di fatto si entrava nel cuore di Padova. Questo è successo, era l'unico porto di quest'area di Padova, sicuramente il più importante, infatti la sua denominazione più antica è anche quella di Porto del Sale, non a caso, fino alla scavazione del Piovego che è però del 1209. Il tratto unirà le mura di via Cornaro alla Golena San Massimo passando per il Ponte delle Gradelle. Questo è il passaggio che ci porta all'ex macello di via Cornaro e quindi la sistemazione di quest'area fino a oltre al cancello ci serve in prospettiva perché noi stiamo lavorando per la sistemazione di un ambito che deve essere unitario e recuperare la sua unitarietà. L'intervento costerà 1,5 milioni di euro e consentirà il restauro delle strutture della Golena, antica sede del Comitato Mura, che potrà ritornare ad ospitare le associazioni che mantengono viva la tradizione della Vogala Veneta e della tutela della cinta muraria. Per noi ovviamente il restauro di questo luogo ha un valore ulteriore, diciamo così, simbolico, oltre al recupero, diciamo, di un luogo delle mura, perché è un po' come tornare a casa, insomma, ecco, per noi rivedere il luogo da cui siamo partiti.